Marca flagellata dal maltempo, Zaia decreta lo stato di crisi, continua la conta dei danni mentre sempre più forte il dibattito sul problema degli alberi che costantemente il vento abbatte a decine. 400.000 euro i danni all'ospedale di Castelfranco per le raffiche di vento e l'infiltrazione d'acqua, i vertici dello IOV, garantiti tutti i servizi. Aistrana è corsa contro il tempo per riparare il tetto della scuola elementare scoperchiato con una struttura inagibile a meno di un mese dall'inizio delle elezioni. L'amministrazione stanzia d'urgenza 100.000 euro. 7 da inizio luglio i bambini ricoverati in ospedale per Covid in provincia di Treviso. I piccoli pazienti fortunatamente hanno contratto forme non gravi del virus e oggi risultano già tutti dimessi. Autosband finisce contro un camion, drammatico incidente a Trevignano. Alla guida dell'auto una donna incinta, la donna ferita, paura per il bimbo in grembo. Tragedia di Lughignano, eseguita l'autopsia sul corpo della piccola di 8 anni morta nello schianto. La bimba è morta per una emorragia interna, indagini per stabilire se fosse legata correttamente. Dopo il caso di positività riscontrato lunedì, tutti negativi, i tamponi su staff e giocatrici dell'Imoco Volley, sospiro di sollievo per le Pantere che da venerdì potranno riprendere gli allenamenti. Un gruppo di alpini bellunesi intitola Gino Strada la nuova via da loro aperta sulla parete nord di Cimagea sulle Dolomiti. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso è dunque ancora in primo piano l'ondata di maltempo che ha flagellato anche la Marca lunedì sera con una vera e propria tromba d'aria. Luca Zaia, il governatore del Veneto, ha decretato oggi lo stato di crisi per 5 province, tra le quali la Marca. Nel frattempo continua ed è ancora aperta la conta dei tantissimi danni e si discute sul problema degli alberi che costantemente il vento abbatte a decine e anche centinaia. Treviso, Padova, Verona, Vicenza e Città Metropolitana di Venezia. Il presidente della regione, Luca Zaia, ha dichiarato per queste 5 province lo stato di crisi in seguito al maltempo di lunedì sera. Il decreto rimarrà aperto in attesa che i comuni effettuino un preciso censimento dei danni provocati alle opere pubbliche e ai privati. È stato il vento a causare i problemi maggiori, abbattendo alberi e spezzando rami. La caduta di piante sta diventando una costante in caso di temporali, con tutti i rischi che questo comporta, soprattutto a livello di viabilità. Fausto Pozzobone, esponente di Lega Ambiente, spiega che il problema nasce a monte. Sicuramente il cambiamento climatico incide, quindi grandi movimenti di aria, grandi venti, però poi bisogna vedere dove sono stati piantati, insomma. Qua abbiamo un esempio, poi lo vedremo, un esempio di come non si devono piantare gli alberi. Il filare lungo questa strada a Macerata fa riflettere, gli alberi piantati non hanno neppure lo spazio per svilupparsi. Qua le radici non si sviluppano perché poi magari sotto c'è anche cemento e cercano in tutte le maniere di sopravvivere e le radici sono compresse all'interno di aiuole strettissime e quindi quando arriva un temporale, arriva un po' di aria, assolutamente questi schiattano. Piante sofferenti e quindi più esposte alle malattie, tanto da spezzarsi anche a metà tronco. Dobbiamo cominciare a pensare a zone per le piante completamente diverse. Dobbiamo pensare a più zone dove poter creare boschi. Gli alberi vanno potati in modo da equilibrare le chiome e nutriti adeguatamente. Detto questo, è anche vero che ogni qualvolta si ipotizzi di rimuovere piante pericolose o malate, insorgono gli ambientalisti. Questa sensibilità che però, secondo me, dovrebbe essere incanalata e qua penso che ci siano responsabilità anche da parte delle associazioni ambientaliste, sia incanalate all'interno di un ragionamento per cui tu sacrifichi un albero e hai la possibilità poi di piantarlo non un altro albero, ma 2-3 altri alberi all'interno di strutture boschive. Conto dei danni dunque che è ancora in corso a Castelfranco, l'ospedale di Castelfranco gravemente danneggiato, la stima è di 400.000 euro. 500 metri quadrati di copertura divelta dalla forza del vento. All'ospedale di Castelfranco Veneto è stata una corsa contro il tempo l'altra notte per non creare disagio ai pazienti dello IOV, l'Istituto Oncologico Veneto, che ha in uso i locali interessati dalle conseguenti infiltrazioni d'acqua. L'ufficio tecnico dell'ULSS 2 si sta occupando dei lavori di ripristino. I danni ammontano ad almeno 400.000 euro. Allo IOV spetta la gestione logistica. Sono state interessate a una piccola area della terapia intensiva che però ha necessitato di bloccare l'utilizzo di 3 box per un totale di 4 posti letto e quindi il personale ha spostato in un'altra area i pazienti che erano lì assistiti. E poi c'era il problema di un'area delle sale operatorie che è diventata non agibile nei giorni successivi. Ma
malgrado questo, interventi, ricoveri e terapie non hanno subito ritardi. I pazienti che comunque, per i quali era previsto comunque l'attività chirurgica, sono stati tutti trattati come da programma, solo che il personale ha allestito altre sale operatorie. Ugualmente per quanto riguarda la terapia intensiva, che sono previsti 6 posti letto attivi, in questo momento quelli agibili sono 4, abbiamo provveduto ad allestire in 2 stanze vicine, che sono comunque con i requisiti necessari, ulteriori 2 posti per garantire comunque sempre 6 posti letto. Questi saranno pronti da domani. In un post su Facebook, Benini ha voluto dimostrare la sua gratitudine al personale e a tutti coloro i quali hanno reagito prontamente a quello che è successo per il bene dei pazienti. Un grazie ovviamente come sempre al personale sia del nostro istituto e della ULSS Trevigiana, così come le forze esterne, perché hanno permesso di affrontare questa grande emergenza senza arrecare problemi all'assistenza. E poi Strana, dove è corsa contro il tempo per riparare il tetto scoperchiato della scuola elementare a meno di un mese dall'inizio delle lezioni. C'è uno stanziamento d'urgenza del comune. Le ditte incaricate dal comune rimuovono le lamiere dalle case e dal cortile della scuola elementare. Un centinaio bambini che frequentano questo istituto, inagibile perché privo di buona parte della copertura, strappata dalla furia del vento. Ora la sfida è riparare il tetto entro il suono della prima campanella tra meno di un mese. Stasera stanzieremo con variazione di bilancio d'urgenza un 100.000 euro per rifare la copertura, impermeabilizzare, e quindi stiamo lavorando veramente per riuscire a garantire l'avvio dell'anno scolastico in piena sicurezza. Lunedì sera, verso le 10, una tromba d'aria ha seminato attimi di paura tra queste case. Fortissimo vento, noi ci siamo riparati in casa, praticamente nel punto più sicuro della casa. A un certo punto abbiamo sentito 2 rumori molto, sinistri, rumori che non avevamo mai sentito. Era tutto buio perché la corrente era stata tolta, e con la luce dei fulmini dei lampi abbiamo notato delle chiazze bianche sulla proprietà, sul giardino, e ho immaginato subito che fosse la scuola. Il tetto infatti era caduto praticamente ovunque. Il fortissimo vento, dopo aver causato il cedimento della grondaia sul cornicione, ha potuto infilarsi fra gli strati di materiale della copertura, guaina, polistirolo e lamiera, e come una potente leva ne ha provocato il repentino distaccamento. 6 pezzi di polistirolo sono volati ovunque, anche a centinaia di metri. La parte in lamiera, frammentata in 4 grandi fogli, sospinta dalle raffiche, è andata a scagliarsi sulle abitazioni confinanti. Qui le lamiere, dopo aver sfondato il tetto del ricovero attrezzi, si sono accartocciate sul terrazzino di questa casa, sventrando la tapparella ed incuneandosi per 2 metri all'interno della stanza, fortunatamente adibita a ripostiglio e quindi senza persone all'interno. Nell'abitazione adiacente le lamiere sono prima rimbalzate sulla rete dell'orto per poi andare a posarsi in parte sul muro e in parte sulla recinzione esterna. Ci sono danni materiali, è arrivato appunto, si è incastrato addirittura nelle case vicine, però non ci sono danni a persone, e questo è l'importante. Nel comune i danni ammontano in tutto a circa 200.000 euro, colpiti anche gli impianti sportivi e il parco di Villa Lattes, dove la furia del vento ha spezzato diversi rami dei secolari cedri e addirittura abbattuto una parte del muro di cinta. E non bastava la gestione dell'emergenza, Covid, a volte arrivano proprio anche questi eventi così estremi che ci prendono, dico di sorpresa, ma ormai non più tanto, e che veramente ci mettono sotto pressione. Abbiamo parlato degli alberi, del problema degli alberi nel nostro primo servizio. La devastazione non ha risparmiato nemmeno l'oasi di Cervara a Santa Cristina di Quinto. Il rumore delle motoseghe da ieri irrompe nella tranquillità del Parco del Sile. All'oasi di Cervara, Santa Cristina di Quinto, si lavora incessantemente per sistemare i danni provocati dal fortunale di lunedì sera. Le raffiche di vento in 20 minuti hanno provocato la caduta di una decina di piante ad alto fusto di una certa età, che molte di queste hanno sollevato delle grosse zolle di terra contenenti le radici, andando ovviamente
a rompere anche i sentieri pedonali che sono all'interno del parco. Al personale si sono affiancate le squadre della Protezione Civile Comunale. L'auspicio è di riuscire a riaprire ai visitatori già questo fine settimana. I danni maggiori li ha subiti l'arena destinata allo spettacolo del Volo dei Gufi, sulla quale si sono abbattuti 2 grossi alberi. Lavoreremo per il suo ripristino, probabilmente nelle prime settimane ne utilizzeremo solo una parte. Eventi meteorologici forti sempre più frequenti. Purtroppo è quasi inevitabile dal momento che le piante dell'oasi stanno crescendo, sono arrivate a maturità e di fronte ai cambiamenti climatici in corso temo che saremo sempre più esposti a questo tipo di eventi. Ed ora, qui come nel resto del Parco del Sile, ci si interroga su un piano di gestione della vegetazione che prediliga l'impianto di alberi di piccole dimensioni che non si sviluppano in altezza come i pioppi e i salici. Ad esempio gli ontani. Gli ontani sono piante tipiche delle zone umide che non superano una certa altezza, che non raggiungono certe dimensioni e che quindi sono meno esposti al rischio di fare da vela e quindi sradicare poi il terreno. Danni anche all'agricoltura, siamo andati da un giovanissimo imprenditore di Porcellengo di Paese. Nella sua azienda il maltempo ha causato danni appunto per almeno 30.000 euro. Non sono secondari i danni provocati dal maltempo di lunedì sera alle aziende agricole. A Porcellengo, in via Baldrocco, l'impianto a protezione dei ciliegi, allestito solo 2 anni fa da un giovane imprenditore agricolo, Gianluca Borsato, 24 anni appena, è stato gravemente danneggiato dalle raffiche di vento. Abbiamo installato quest'anno appunto le reti per proteggere le piante dalle piogge primaverili che possono danneggiare i frutti, dagli insetti antagonisti per le piante e che possono recare danni al frutto e anche alle piante stesse, e anche per limitare l'uso dei trattamenti, però questa volta siamo stati colpiti dal maltempo. Ci ha strappato le reti, le ha sollevate per poi lasciarle cadere con il loro peso stesso sui pali, sulla struttura che è andata a forare le reti. Quindi le reti sono irrecuperabili perché non hanno più la funzione di antinsetto e appunto di proteggere le piante. I ciliegi sono salvi, ma sul fronte economico il danno è pesante. 20.000 euro delle reti e più la manodopera, che appunto ci vuole molto tempo e sono molte ore di lavoro, siamo sui 30.000 euro sicuramente, non ci voleva proprio. Perché appunto è un impianto giovane, appena installato e doveva ancora andare in produzione, in piena produzione. E già quest'anno siamo stati colpiti dal gelo, dalle gelate tardive che non ci hanno permesso di raccogliere nemmeno un frutto. E confidavamo nell'anno seguente e speriamo che si risparmiano le piante e provvederemo a risistemare l'impianto, la copertura. Se i ciliegi si sono comunque salvati, altrettanto non si può dire per cereali, soia, mais. Siamo prossimi anche alla raccolta dei seminativi, dei cereali, come il mais e la soia, che ci ha colpito proprio nel momento sbagliato. Ma Gianluca, che porta avanti l'azienda con la sorella, non si fa scoraggiare e guarda avanti. La grinta c'è e non bisogna fermarsi perché lavoriamo con il tempo, con la natura, quindi siamo anche consapevoli di quello che rischiamo. È appunto il motivo stesso per farci andare avanti e cercare di proteggere sempre di più le colture e sperare che il tempo ci aiuti. Adesso parliamo dell'aggiornamento del Covid-7. Da inizio luglio sono stati i bambini ricoverati in ospedale in provincia di Treviso per il Covid. Il dato diffuso dal direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, che ha spiegato come si tratta di bambini tra gli 11 e i 13 anni. Piccoli pazienti, dopo aver contratto il virus, hanno avuto bisogno di un ricovero più o meno lungo in ospedale, ma fortunatamente hanno contratto forme non gravi del virus e ad oggi risultano tutti già dimessi. Sull'altro fronte invece quello degli anziani in casa di riposo, la richiesta espressa in una lettera al ministro Speranza da parte dell'Unione regionale delle case di riposo. È il momento, dicono, di pensare alla terza dose di vaccino per gli ospiti delle RSA. Feste di fine anno con vaccino nelle case di riposo di tutta la regione, le prime a essere rientrate nel piano di copertura dopo l'arrivo delle dosi di Pfizer. Da allora sono passati più di 8 mesi e chi gestisce le residenze per anziani li ha ben chiari i tempi. Il Green Pass vale 9 mesi, il tempo sta per scadere. Per questo Roberto Volpe, presidente dell'Uripa, l'unione che riunisce il 95% delle RSA in Veneto, ha preso carta e penna e scritto tra gli altri al ministro Speranza e al commissario Figliuolo, interrogandoli sulla terza dose per le persone più fragili. Noi abbiamo semplicemente detto pensateci, perché noi una quarta, quinta ondata ormai abbiamo perso anche
la numerazione non saremo in grado di reggerla, e che non capiti ancora una volta che ci si accorge che la terza dose poteva essere utile quando magari abbiamo già gli ospiti potenzialmente contagiati. Un appello caduto nel vuoto per ora, ma la preoccupazione resta alta, suffragata da uno studio pubblicato a fine luglio dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, che segnala una recrudescenza dei casi di Covid da variante Delta tra gli anziani ricoverati nelle strutture. Il pensiero va al febbraio 2020, quando la pandemia si fronteggiò così. Queste sono le mascherine che usavamo nel 2020 a marzo, sono fatte con la carta da forno e gli elastici delle mutande, perché nessuno ha pensato di mettere sotto protezione la RSA. Non vorremmo trovarci ancora in questa situazione. La situazione per ora nella RSA è di tregua armata con la spada di Damocle della mancanza ormai cronica di personale, soprattutto di infermieri. Siamo in tregua. È una tregua. In questo momento i nostri ragazzi e le nostre ragazze sono comunque stremati da questi 18 mesi. Lei considera che anche per la carenza del personale stiamo veramente facendo fatica a darle ferie a questi ragazzi che sono stati per 18 mesi al fronte. La cronaca con il grave incidente avvenuto questa mattina a Musano di Trevignano, una donna di 42 anni al volante, incinta, in avanzato stato di gravidanza, si è scontrata con un camion e è ferita e si teme per il bimbo. Uno schianto violentissimo e l'auto è finita in una piccola scarpata. Il frontale tra una vettura e un autocarro è avvenuto in località Musano di Trevignano. Ad avere la peggio l'automobilista, una donna di origini marocchine di 42 anni, incinta quasi al termine della gravidanza, residente nel Padovano a Loreggia. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Paura per la mamma e il piccolo, che sono stati trasportati con l'elicottero all'ospedale di Treviso. Tra i primi ad accorrere sul luogo dell'incidente un altro camionista che si trovava proprio dietro all'autocarro. Si è avvicinato alla donna in stato di shock. Cosciente, ma quasi per crollare del tutto, diciamo. Mi sono aggrappato sulla bimba che aveva in pancia di cercare di tenerlo sveglio, ma più che altro non sapevo cosa dirlo. Ha provato a calmarla, a tenerla sveglia fino all'arrivo degli operatori del SUEM 118. La dinamica del grave incidente al vaglio ora della polizia stradale. Secondo i primi accertamenti, la donna, forse per un malore, avrebbe invaso la corsia opposta proprio mentre stava sopraggiungendo il mezzo pesante. La macchina, diciamo, era un server, si è invaso la corsia del camion, il camion con tutto la sua, diciamo, l'ha messo tutto per salvarlo, ma era inevitabile. Ha provato tutto il camionista, 68 anni, di San Martino di Lupari, per evitare l'impatto, ma il frontale è stato inevitabile. Alla polizia stradale ora il compito di fare luce sulla dinamica dell'incidente. La donna trasportata al Cafoncello non sarebbe in pericolo di vita, così come il bambino, che sono rimasti in ospedale sotto osservazione. Nel pomeriggio è stato eseguito dal medico legale, dottor Alberto Furlanetto, l'esame autoptico sul corpo della piccola Andrea Maria Cretu, la bimba di 8 anni di origini romene, morta nel tragico scontro frontale tra due auto in via Nuova Trevigiana, Lughignano di Casale sul Sile. La piccola è deceduta a causa di un'emorragia interna provocata dalle gravi lesioni riportate nell'impatto. Saranno le indagini, la perizia a fare luce su questa tragedia e a stabilire se la piccola fosse stata legata in maniera corretta. Il pubblico ministero ha aperto il procedimento penale per omicidio stradale a carico delle conducenti delle due vetture coinvolte e ha disposto, come abbiamo raccontato anche ieri, un doppio accertamento tecnico non ripetibile con la perizia cinematica per stabilire l'esatta dinamica del terribile frontale avvenuto a Casale. Ovviamente dopo l'esame autoptico adesso è attesa per conoscere la data dei funerali della piccola, che si svolgeranno a Mogliano. C'è invece una data per i funerali di Maurizio Casagrande, il 44enne noto triatleta morto il giorno di Ferragosto mentre scendeva con la sua bici da corsa lungo la provinciale che conduce a Tambre nel Bellunese. I funerali del 44enne di Vittorio Veneto saranno celebrati venerdì alle 15:30 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, appunto alla presenza appunto di molta parte della cittadinanza. Era molto noto per la sua attività, molto conosciuto non solo nella Marca ma anche a Pordenone, città della società Reaction, per la quale gareggiava e dalla quale era componente del consiglio direttivo. Ancora la cronaca, ma stavolta ci spostiamo a Borso del Grappa, parliamo di un'evasione dai domiciliari per fare benzina.
Si trovava agli arresti domiciliari per il reato di truffa commesso in provincia di Brindisi, ma il giovane di 26 anni di Borso del Grappa, conosciuto alla giustizia, ha pensato di uscire di casa e recarsi presso un distributore di carburante sempre in paese per fare rifornimento all'auto. Ma il suo allontanamento illecito dall'abitazione non è passato inosservato. Il giovane è stato intercettato dai carabinieri della stazione di Pieve del Grappa che lo hanno fermato. Per lui è scattato un nuovo arresto in flagranza, questa volta per il reato di evasione. I militari dell'arma lo hanno condotto prima in caserma e poi portato nuovamente nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari. Lo sport con il sospiro di sollievo per l'Imoco Volley dopo il caso di positività asintomatico, lo ricorderete, riscontrato lunedì nel gruppo squadra composto da giocatrici e staff. Dai controlli effettuati oggi, tutti negativi i risultati dei tamponi e c'è quindi ottimismo dopo 3 giorni di allenamenti in casa via Zoom per la ripresa dell'attività con i primi allenamenti in palestra. Domani giorno di riposo già calendarizzato, ma al mattino altro giro di tamponi per il gruppo squadra e se verranno confermati i risultati odierni da venerdì si riprenderà con il programma originario di allenamenti e verrà anche riproposto l'incontro con atleti e staff dopo l'allenamento a Rua di Feletto. Domani quindi pomeriggio, dopo i risultati dei tamponi, verrà comunicato il programma definitivo della giornata di venerdì. Adesso le notizie dal Bellunese. E apriamo con la bella storia dei 3 alpinisti bellunesi che aprono una notevole nuova via nelle Dolomiti d'Oltrepiave e l'hanno intitolata a Gino Strada, un gesto doveroso nei confronti dell'uomo più importante del nostro tempo, hanno detto gli alpinisti. Sentiamo. La memoria di Gino Strada per sempre vivrà su una ripida parete di roccia alla nord-ovest di Cimagea, nelle Dolomiti d'Oltrepiave, che si affaccia sul Cadore ed è accessibile dalla Val Cimoliana. L'impresa, compiuta lo scorso luglio da 3 noti alpinisti bellunesi, Luca Vallata, Davide Cassolle e Giacomo Demenec, è stata dedicata al fondatore di Emergency, morto il 13 agosto scorso. Abbiamo voluto dedicare la via a Gino Strada perché tutti e 3 in maniera assolutamente unanime riteniamo che sia uno degli italiani più importanti del nostro tempo, quindi ci sembrava davvero un gesto doveroso per mandare avanti la memoria, insomma, di Gino, di quello che ha fatto e della sua maniera di vedere il mondo e la vita. Aiutare le persone in difficoltà nel DNA di 2 dei 3 componenti della cordata, alpinisti e membri del soccorso alpino. Ci sta molto a cuore, secondo noi le persone che sono in difficoltà vanno in generale aiutate, quindi sebbene ci muoviamo in campi estremamente diversi abbiamo un comune denominatore, ovviamente non nelle azioni, lui ha dato un contributo incomparabilmente più importante del nostro, ecco. Però insomma ci sentiamo vicini a livello sentimentale alle sue azioni. Ecco. La scoperta di Cimagea, molto poco conosciuta, grazie all'amicizia fra Luca Vallata e Mauro Corona, che aveva parlato dell'esistenza di questa parete inviolata che lui stesso aveva tentato e che era stata nelle mire di un altro alpinista, Ignazio Piussi. Una perlustrazione prima, 2 giorni di scalata poi, il 6 e 7 luglio scorsi, l'arrivo in vetta. La via ha uno sviluppo di circa 600 metri, ha difficoltà fino al 7° e il A2 si dice, e ha una roccia di non buona qualità. Sul momento i 3 alpinisti non hanno pensato al nome adatto per intitolare la loro via, ma alla morte di Gino Strada la decisione è stata unanime, così come l'entusiasmo che l'ha accolta questo pomeriggio quando la notizia è stata diffusa via social. La cronaca: 2 furti e oltre una decina di effrazioni andate a vuoto e nelle frazioni di Rivai e di Mellame in comune di Arsie scatta l'allerta. I cittadini si sono organizzati con i controlli di vicinato, ma c'è anche l'appello del sindaco Luca Strapazzon. Sentiamo. Stiano attenti che non prendano iniziative anche per la loro incolumità e tutto quanto, e se sentono rumori o macchine sospette da chiamare subito il 112. Furti o tentati furti a Rivai e Mellame di Arsie sono fenomeni che le statistiche non avevano mai riportato nelle pagine di cronaca del Basso Feltrino. Eppure a cavallo di Ferragosto una banda ha scelto proprio quelle 2 località per minare la loro atavica tranquillità. I carabinieri hanno raccolto ogni elemento utile per risalire all'identità dei malviventi e stanno svolgendo accurati servizi di controllo del territorio, ma non è bastato a calmare la paura dei cittadini che si sono organizzati autonomamente per il controllo
controllo di vicinato. L'ultima intrusione scoperta risale a ieri. L'ultimo furto che c'è stato, sono entrati nel nostro asilo, nella nostra scuola materna dell'infanzia di Rivai, dove hanno tagliato la rete di recinzione e hanno rotto la finestra per entrare. Fortunatamente non hanno portato via niente. Collaborate e segnalate ogni movimento che ritenete sospetto al 112, l'invito dei carabinieri della compagnia di Feltre, subissata di telefonate. I nostri cittadini si stanno muovendo con ronde, anche perché capisco l'invasione nella casa, dove che la casa dovrebbe essere un luogo di protezione, a trovarsi in invasioni di questa gente che entra dentro, la preoccupazione dei nostri cittadini è tanta. Abbiamo i carabinieri che stanno lavorando per riuscire a risolvere questo problema quanto prima. Il Covid, sedute vaccinali ad accesso libero da oggi per tutti i sessantenni non ancora immunizzati. L'ULSS Dolomiti attiva la modalità senza prenotazione per la fascia d'età della popolazione che fino a questo momento ha risposto meno all'invito a vaccinarsi contro il Covid-19. Complessivamente le dosi somministrate ad oggi sono circa 250.000. Il 75,4% della popolazione vaccinabile ha eseguito almeno una dose, mentre il 66,8% ha ricevuto il ciclo completo contro la media regionale pari al 64,3%. Il commercio e le attività post-pandemia delineata nei contenuti e nei dettagli la stagione autunnale organizzata dal Consorzio Belluno, centro storico. Natale resta però un tasto dolente, amministrazione comunale disinteressata all'accusa dei commercianti del centro cittadino. Iniziamo dalle notizie positive perché il Consorzio Belluno Centro è pronto a dare un forte segnale ai cittadini e ai turisti per l'imminente autunno. 2 mostre diffuse lungo le vie dello shopping, una panchina gigante in legno a forma di metro da sarto attorno alla fontana di Piazza dei Martiri, naturalmente l'ex-tempore di scultura che torna dopo lo stop imposto dalla pandemia lo scorso autunno. Noi siamo ancora vivi e faremo delle manifestazioni tra ottobre e novembre, alcune già consolidate come l'ex-tempore e altre 3 completamente nuove. Si parte il 16 ottobre con una mostra che celebra i 40 anni di Scoppio Spettacoli. Mi trovo con una cantina piena di manifesti, con volti che all'epoca avevano veramente richiamato migliaia di persone, soprattutto a Longarone, quindi da Vasco Rossi a Ligabue, Litfiba, John Mayall, e li metteremo sulle vetrine dei negozi del centro storico da metà ottobre per un paio di settimane. È così che le strade del centro storico di Belluno si trasformeranno in via del rock, del teatro, delle donne, una 60ina di vetrine per altrettanti manifesti originali dei concerti degli artisti che si sono esibiti fra il capoluogo e Longarone e che hanno fatto la storia della musica nazionale e internazionale. E poi ci sarà l'esposizione delle foto d'epoca del Nevegal dei primi del Novecento collocate sui ceppi di legno che sono diventati il biglietto d'ingresso dei consorziati del centro. Alla presentazione delle attività autunnali finanziate dai soci, da sponsor privati e con il contributo della Camera di Commercio, assente il Comune con cui da tempo i rapporti paiono deteriorati. Noi pensavamo dopo l'esempio che avevamo dato nel 2019, di avere le porte aperte, di aver dimostrato che sapevamo fare e fare molto bene, con idee innovative e anche portando sponsor esterni. Avevamo un bel progetto e per problemi burocratici non abbiamo potuto realizzarlo. L'attesa di un riconoscimento è stata vana, nessuno fra i commercianti se ne capacita. A totale disposizione della prossima amministrazione, afferma il consorzio sostenuto da Confcommercio. Gli eventi per il settore sono economia, promozione, nuovo equilibrio, incalza il direttore Luca Dal Poz. Fare uno sforzo è estremamente difficile, ma è segno di responsabilità per le aziende e il territorio. È tutto, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. San Francesco a Caorle, di Villa Giapasana Croazia, di Holiday.com. Sicuramente in vacanza. Benvenuti al meteo. Alta pressione ben salda, il tempo sarà asciutto e stabile anche nella giornata di giovedì 19 agosto, sempre con clima meno caldo e afoso. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto prevale il bel tempo, tanto sole ovunque, con cielo in prevalenza sereno o al massimo poco nuvoloso con qualche cumulo ma senza ulteriori conseguenze. Sulle Dolomiti un po' più di nuvolosità alternata a schiarite.
Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 16 e 19 gradi, le massime invece tra i 26 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà soleggiato dappertutto, cielo sereno salvo per qualche locale addensamento sui rilievi. Temperature minime tra 17 e 21 gradi, massime sui 27-31 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, nessuna novità di rilievo, anche qui tanto sole con qualche nuvola a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 28-29 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Villaggio San Francesco a Caorle, di Villa Giafasana Croazia, di Holiday.com. Sicuramente in vacanza.